Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora sono tempi quanto mai infuocati e incerti, si susseguono notizie parzialmente rassicuranti o ancora più inquietanti. Dovrebbe materializzarsi un altro round di colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran in Pakistan. Trump ventila la possibilità della firma di un accordo addirittura nella serata di domani e nel frattempo ricorda che mercoledì scade il cessate il fuoco e si dichiara pronto a una guerra totale o comunque ancora più pesante di quello che si è visto, quindi oscilla tra carota o bastone. Gli ayatollah alternano chiusure totali a timide aperture, fanno circolare la disponibilità a recarsi in Pakistan a negoziare, ma nello stesso tempo sembrano ribadire l'irrinunciabilità del perseguimento del nucleare, che dal punto di vista americano però invece è sempre stata la premessa per impostare un deal. Insomma, grande la confusione sotto il cielo, ma una certezza ce l'abbiamo: la radicale, atavica, reiterata inadeguatezza dell'Unione Europea. Quella è l'unica certezza che siamo sicuri di mantenere. Sapete che ci avviciniamo al 22 aprile, che dal punto di vista dell'eurocrazia è il D-Day in cui sarà svelato il piano comunitario per affrontare la crisi energetica. Ogni giorno escono indiscrezioni, ogni giorno più inquietanti, ogni giorno viene confermata la nostra impressione che questa entità iperburocratica, iperdirigista, iperscissa dalla storia ormai che accade, è la vera causa dei problemi dei popoli europei, ben prima e ben più che eventuali comportamenti degli alleati. In ogni caso, oggi apprendiamo che l'idea base di questo documento eurocratico sarà suggerire ai Paesi membri e, per traslato alle popolazioni europee, un'economia del comportamento. Già si gela il sangue a chiunque mastichi l'ABC di una società liberale, perché un'economia del comportamento, quindi il Leviatano di Bruxelles che vuole suggerirti, orientarti, condizionarti il comportamento, sarebbe già un buon motivo per prendere la bozza del piano e destinarla al suo luogo di competenza, ovvero il cestino. La parola d'ordine ovviamente è ridurre i consumi, insomma smettere di crescere quel poco che si cresce. Questa è l'idea geniale: affronto la crisi aggravando io stesso la crisi. Siamo veramente al dadaismo. Il provvedimento bandiera, figuratevi gli altri, sarebbe quello di introdurre almeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana, il grande ritorno dello smart working, rispolverando un classico, no, dell'era della pandemia, dirottare i consumi dal petrolio al gas e incentivi a chi consuma nei momenti di picco delle energie rinnovabili. È come se i consumi si potessero dirottare, eterodirigere. È un grande risico a tavolino, appunto, che vorrebbe dettare i comportamenti di un intero continente. C'è poi l'intenzione di favorire lo spostamento con mezzi pubblici, questo viene da sé. C'è l'ideona nuova, perché sempre, come dire, appena sentono odore di austerity, loro signori provano un brivido, delle giornate senza auto e della spinta alla mobilità elettrica, alla possibilità di circolare solo con mezzi elettrici. Ricordiamo che in tutto il vecchio continente oscillano dai 5 milioni e mezzo ai 6 milioni, a seconda di come vengono conteggiate, le auto elettriche circolanti. Questo vuol dire lasciare a piedi tout court almeno l'80% dei cittadini, tendenzialmente tra l'altro i non privilegiati, quelli che non hanno l'auto elettrica, che non se la possono permettere, che affluiscono dalle periferie nei centri delle città per questo vecchio vizio reazionario di lavorare, e invece i centri delle città devono diventare il paradiso delle paturnie ZTL.
E poi ovviamente meno riscaldamento, meno sprechi, consumi spostati fuori dalle ore di punta, e anche calma con le caldaie. Le invito a restare sotto i 50 gradi per quanto riguarda l'alimentazione delle caldaie. Ci sono tutta un'altra serie di idee proposte, che poi sono tutti condizionamenti, no? Sembra un po' una riedizione soft e ipocrita dell'Unione Sovietica, no? Perché l'Unione Europea ti suggerisce, ti condiziona, prova a vincolarti per il tuo bene, cioè sostanzialmente pretende di comprimere libertà e comportamenti individuali e pretende che questa sia la vera ricetta per affrontare la crisi energetica, mentre nel frattempo ovviamente rimangono sullo sfondo intangibili i due grandi dogmi dell'eurocrazia intoccabili, il sacro graal del patto di stabilità e il sacro graal del Green Deal. Capite che così l'ipotesi migliore è che andrà tutto malissimo. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto